Siamo un gruppo di allenatori che ha seguito con molta attenzione i fatti avvenuti domenica 3 dicembre a Camin. Inizia così la lettera aperta sottoscritta da una cinquantina di allenatori veneti, primo firmatario il veneziano Luigi Dalzio. Una pagina che ha segnato profondamente il basket veneto e non solo, quella scritta domenica scorsa con un genitore dei Brenta Gunners che durante una partita under 17 a Camin, Padova, grida all'arbitra coetanea dei giocatori: devi fare la fine di quella di Vigonovo, e ancora insulti sessisti. Il giudice sportivo ha deciso sulla base del codice e sanzionato con 2 giornate di squalifica la società coinvolta, la ASD Cittadella Brenta Gunners. Troppo poco, secondo il gruppo di allenatori, che nella lettera chiede alla stessa società di fare di più. Riteniamo che per il momento storico che viviamo, per il luogo, per il gesto, per il significato, la sanzione sia blanda. Pertanto chiediamo ai dirigenti e ai genitori delle società coinvolte direttamente di farsi carico di un gesto importante e significativo, di assumersi pubblicamente la responsabilità di quanto accaduto, condannando il gesto dell'irresponsabile e l'ignavia di chi non è intervenuto, di accompagnare i figli, ma di astenersi dall'assistere alle gare per riportare serenità per le prossime partite, di procedere con delle scuse alla ragazza insultata. Le scuse della società sono arrivate pubblicamente durante la conferenza stampa convocata mercoledì in municipio Cittadella. Abbiamo deciso di allontanare questa persona da tutti i nostri eventi e questo era nelle nostre facoltà e sicuramente chiediamo scusa all'arbitra e alla sua famiglia per quanto accaduto, mai ci saremmo aspettati che potesse succedere una cosa del genere. Il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, sta anche pensando di invitare la giovane arbitra a una seduta del Consiglio Comunale.